Eccoci qui in una situazione nuova e insolita anche per me. Ho dovuto attrezzarmi in fretta e furia, insomma, per almeno per condividere qualcosa insieme. Vedo che ci sono delle persone online, pace del Signore. Ehm, Non volevo mancare almeno di condividere il messaggio della parola insieme in questo giorno così particolare. Nel frattempo che qualcun altro si aggiunge, immagino, insomma, secondo eh, l'abitudine di noi fratelli di Arona, di non essere proprio impeccabili riguardo alla puntualità. Vi devo dire che sicuramente ci ha sorpresi la situazione di oggi, ma voi sapete che si sta cercando a livello nazionale di contenere un po' il contagio di questo virus. Al di là dei morti che ci sono stati, dei contagiati, queste misure vanno nella direzione di permettere al sistema sanitario di accogliere quelli che si presentano e hanno dei sintomi. E se dovesse dilagare velocemente questo contagio, la nostra struttura sanitaria di contenere il il virus con queste misure di sicurezza che sono lo stare a casa, cercare il meno possibile il contatto personale, evitare le riunioni pubbliche dove tante persone, e in questo modo, in qualche modo, si cerca di agevolare il sistema sanitario. I casi sono già tanti, molti si presentano in ospedale, molti sono in terapia intensiva, e quindi capiamo che se dovessero arrivare a migliaia e migliaia, il nostro sistema non potrebbe ricevere tutti. Questo è uno sforzo a tutti i cittadini, noi lo vogliamo fare anche e soprattutto come credenti per ehm, aiutare il sistema sanitario, il governo, le autorità, per cercare di dare la risposta migliore a tutti. Detto questo, questa mattina ci siamo trovati così un po' spaesati alle 2 del mattino, se non sbaglio, è stato firmato questo decreto che metteva anche la provincia di Novara in zona rossa, e quindi c'è il divieto di aprire i locali di culto per riunioni. Noi chiaramente il nostro locale di culto lo apriamo quando facciamo le riunioni, e quindi noi siamo coinvolti in prima persona. Tra l'altro nelle prossime ore sapremo se c'è anche qualche altra conseguenza, tipo l'uscire, andare fuori di casa, forse dovrà essere giustificato in qualche modo, quindi nelle prossime ore sicuramente avremo qualche dettaglio in più. Detto questo, desideravo in ogni caso condividere almeno la meditazione della parola del Signore. Se non possiamo stare insieme, possiamo però almeno aprire la nostra Bibbia insieme e considerare eh, un consiglio da parte del Signore. Negli scorsi giorni un pastore amico che ho avuto il piacere di conoscere meglio proprio condivideva un versetto. Da quando lui l'ha condiviso ho continuato a pensarci, perché sembra davvero un pensiero adatto al nostro tempo. Questo pensiero, questa meditazione si basa su un capitolo del libro del profeta Isaia, ed è il capitolo 26. Leggerò questo capitolo per intero e poi faremo qualche considerazione. Perdonate se vi posso sembrare un po' goffo, un po' impacciato, ma è una situazione nuova. Vi può sembrare che vi stia guardando in qualche modo, in realtà sto guardando una webcam, insomma, non ho dimestichezza, quindi abbiate pazienza se non sono proprio telegenico, non so se si può dire così, ma vogliamo rimanere piuttosto concentrati su quello che dice la parola del Signore, per avere un consiglio, un conforto da parte del Signore, e magari fare qualche considerazione su questo tempo così particolare. Noi crediamo che, come dice Paolo all'Epistola ai Romani,
tutto coopera al bene di quelli che amano il Signore. I credenti imparano anche in queste circostanze a cercare il piano di Dio, a comprendere qual è la lezione più alta che il Signore ha preparato per quelli che lo amano. È sicuro che anche in queste circostanze difficili noi possiamo trovare un motivo per considerare il nostro stato spirituale, il nostro cammino di fede, considerare sicuramente la fedeltà del Signore. Leggo da Isaia, capitolo 26, leggo tutto il capitolo, non è un capitolo molto lungo, è un capitolo profetico che probabilmente parla del millennio, parla di un regno che il Signore ristabilirà con la pace. E in questo capitolo ci sono delle considerazioni, come se ci fossero delle pause nella narrazione in cui il profeta considera alcune cose. Poi questo capitolo si conclude con la parola diretta di Dio al suo popolo e su quello noi poi faremo qualche considerazione. Leggo pertanto Isaia, capitolo 26, dal primo versetto fino al versetto 21. Leggo per intero il capitolo. In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda. Noi abbiamo una città forte. Il Signore vi pone la salvezza con mura e bastioni. Aprite le porte ed entri la nazione giusta che si mantiene fedele. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace, perché in te confida. Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore, è la roccia dei secoli. Egli ha umiliato quelli che stavano in alto. Egli ha abbassato la città elevata, l'ha abbassata fino a terra, l'ha stesa nella polvere. I piedi la calpestano, i piedi dell'oppresso, vi passano sopra i poveri. La via del giusto è diritta, tu rendi perfettamente piano il sentiero del giusto. Sulla via dei tuoi giudizi, Signore, noi ti abbiamo aspettato. Al tuo nome, al tuo ricordo, anela l'anima. Con l'anima mia ti desidero durante la notte, con lo spirito che dentro di me ti cerco, poiché quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. Se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia. Agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore. Signore, la tua mano è alzata, ma quelli non la scorgono. Essi vedranno lo zelo che hai per il tuo popolo e saranno confusi. Il fuoco divorerà i tuoi nemici. Signore, tu ci darai la pace, poiché ogni opera nostra la compi tu per noi. Signore, Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a esso noi possiamo lodare il tuo nome. Quelli sono morti e non rivivranno più, sono ombre e non risorgeranno più. Tu li hai così puniti, li hai distrutti, mi hai fatto perire ogni ricordo. Tu hai aumentato la nazione, o Signore. Hai aumentato la nazione, ti sei glorificato, hai allargato tutti i confini del paese. Signore, essi nell'angoscia ti hanno cercato, si sono effusi in umile preghiera, quando il tuo castigo li colpiva. Come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida durante le sue doglie. Così siamo stati noi davanti a te, o Signore. Abbiamo concepito, siamo stati in doglie e, quando abbiamo partorito, era vento. Non abbiamo portato nessuna salvezza al paese e non sono nati degli abitanti nel mondo. Rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri. Svegliatevi ed esultate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è rugiada di luce, e la terra ridarà alla vita le ombre. E poi il verso 20. Va, o popolo mio, entra nelle tue camere,
chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione. Poiché ecco il Signore esce dal suo luogo per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi. Il verso 20 è il cuore della mia meditazione che voglio condividere con voi. Va, o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione. Riflettere, in modo particolare questo verso 20 lo trovo così adatto, ripeto, da qualche giorno, da quando un fratello, un conservo l'ha condiviso con alcuni di noi, che ci penso e sembra proprio un richiamo del Signore ai suoi figli, a quelli che hanno fede in Lui, per il modo in cui dobbiamo vivere questo tempo. Dopo la descrizione della vendetta del Signore, del ristabilimento del suo regno, della giustizia che Lui ha fatto ai poveri, del superamento dei soprusi, ci sono poi delle considerazioni che fa il profeta. Dice, il Signore ha promesso la pace a quelli che confidano in Lui, a chi è fermo nei suoi sentimenti, a chi nonostante la prova non arretra, ma continua ad andare avanti nella fede. Di quanti si trovano in questa condizione. Eppure questa bontà del Signore, questa fedeltà di Dio alle sue promesse, l'avvicinarsi dell'adempimento di tutte le sue promesse, spinge il profeta a fare una considerazione. Signore, noi ti abbiamo cercato nell'angoscia, tu hai risposto e quando tu hai risposto noi ci siamo resi conto che i nostri sforzi, le nostre fatiche erano come quelle di una donna che stava per partorire, eppure quando abbiamo concepito era vento, non abbiamo portato nessuna salvezza. Quindi il profeta fa questa considerazione: quando il Signore interviene, quando il Signore eh, mostra la sua bontà, eh, chi è davvero sincero davanti al Signore non usa questa bontà del Signore in un modo, come dire, egoistico, superficiale, dicendo alla fine le cose vanno sempre bene, il Signore mette una pezza ai nostri guai. Ma chi è sincero davanti al Signore fa questa considerazione, davanti alla grande bontà del Signore. Noi ci dobbiamo rendere conto che se non fosse intervenuto il Signore, noi saremmo stati in mali maggiori, perché tutti i nostri sforzi stanno producendo vento, non c'è nessuna salvezza nel paese, anzi, con le nostre forze, invece che migliorare, arretriamo. Infatti, il profeta, lo vedremo tra poco, dice: Signore, ogni nostra opera, questa è una dichiarazione di grande umiltà, sei tu che la compi per noi. Sei tu, Signore, che eh, fondi la nostra vita, rendi sicuri i nostri passi. E anche quello che possiamo pensare di portare avanti con le nostre forze, in realtà non è così, perché basta che qualcosa di un po' più grande della nostra vita si abbatte su di noi, che noi ci rendiamo conto di quanto siamo piccoli, di quanto poco possiamo fare davvero. E quindi ogni nostra opera buona, quello che portiamo avanti, sei tu che lo compi per noi, Signore. Credo che in questo tempo così particolare possiamo essere d'accordo su questa verità. Questo virus sta mettendo in ginocchio l'economia, sta mettendo in crisi il sistema sanitario, le nostre abitudini quotidiane sono state stravolte in ogni modo e anche la nostra vita comunitaria come Chiesa evangelica sta subendo dei cambiamenti. Questo ci fa capire che ci sono delle cose che sono fuori dal nostro controllo. Questo non ci deve mandare nell'angoscia. Noi abbiamo la pace del Signore, quella che è confermata, dice il verso 3 di questo capitolo, Isaia 26,
tu conservi la pace in quelli che confidano in te. Però noi dobbiamo ammettere che ci sono cose più grandi di noi e se non è il Signore che porta avanti l'opera nostra, noi non abbiamo le forze per sostenere la nostra vita stessa. E quindi dopo tutte queste considerazioni il capitolo si conclude con un invito di Dio stesso. Qui non sono le considerazioni di Isaia, non è la descrizione profetica di un tempo che verrà, ma è la parola diretta del Signore. Va, o mio popolo, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Io non so come esprimermi riguardo a questo tempo, perché mali, carestie, pestilenze, epidemie, ce ne sono sempre state nella storia dell'umanità. Qualcuno sta invocando situazioni apocalittiche, qualcuno sta parlando del giudizio di Dio. Non voglio sbilanciare, seppur sappiamo che la storia ha una direzione, come ci dice la parola del Signore, che noi siamo negli ultimi tempi e che la salvezza, ci dice Paolo ai Romani, è più vicina del giorno in cui credemmo, quindi ogni giorno che passa ci avvicina al ritorno del Signore e alle profezie bibliche riguardo agli ultimi tempi. Quindi non so bene come esprimermi, non voglio sbilanciarmi troppo, però sicuramente alcune considerazioni noi dobbiamo farle come credenti. E quando il Signore ci invita a nasconderci nelle nostre camere finché sia passata l'indignazione, sicuramente noi come credenti vogliamo fare delle riflessioni che siano per la nostra tempo in cui ci troviamo. Quando non si riconosce il tempo è un problema. Noi riempiamo così tanto le nostre vite di attività, di progetti, di iniziative, anche delle cose stesse del Signore, non cose necessariamente negative, ma la nostra vita, lo dobbiamo ammettere, proprio in questo tempo è piena. Se noi dovessimo rappresentare la nostra vita su un foglio di carta e segnare ora per ora le nostre attività, noi non avremmo uno spazio libero nelle nostre giornate. E anche quando non ci sono impegni ufficiali, la nostra mente è piena di preoccupazioni, di pensieri, di progetti, ed è tutto così frammentato. Ci sono input che arrivano da destra, da sinistra, ci sono situazioni che riempiono, sovraffollano la nostra mente e la nostra esistenza. E quando le nostre vite sono così tanto riempite, diventa poi difficile fare una chiara separazione tra quello che va portato avanti e quello che va interrotto, perché ci sembra tutto così collegato, al punto che se si interrompe qualcosa potrebbe procurare il danno per qualcos'altro. E quindi diventa difficile capire che cosa deve essere sviluppato ancora, portato avanti, e cosa invece richiede che ci fermiamo e dagli un taglionetto. Questa è una grande difficoltà nel posto di lavoro, a casa, gli impegni personali, gli impegni che ci siamo presi e che vogliamo rispettare perché siamo persone corrette, quindi vogliamo assolvere a ogni nostro impegno. Diventa poi difficile selezionare le cose che sono davvero fondamentali da quelle che non lo sono. E mentre la nostra testa ci dice continua, vai avanti, dall'alto invece è come se ci fosse suggerito che questo non è il tempo del fare. Noi abbiamo portato avanti le nostre battaglie, siamo stati convinti nel cuore, quindi con grande sincerità, che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo con l'approvazione divina, lo stiamo facendo con un buon sentimento, e quindi tutto ci dice continua, continua,
E forse dall'alto invece arriva una voce che dice: questo invece è il tempo della pausa, non è il tempo del fare. E non lo è perché proprio oggi, insomma, in cui io mi trovo qui a parlare davanti a una telecamera e non sono a celebrare il culto con voi, proprio oggi mi rendo conto che ci sono tanti programmi che possiamo portare avanti, lasciando indietro però delle cose che invece Dio approva. Questo non è il tempo del fare, sembra che ci dica il Signore. E non possiamo portare avanti i nostri programmi lasciando indietro le cose che importano davvero al Signore. Noi possiamo cantare, possiamo predicare, possiamo fare le cose più pregevoli anche dal punto di vista sociale, del benessere della comunità, in favore dei poveri, ma possiamo fare tutte queste cose lasciando indietro delle cose che in realtà sono le uniche cose che importano al Signore. Noi possiamo, per esempio, eh, pronunciare il nome del Signore, fare delle cose in nome di Dio e però non vivere una vita che ha nel cuore un profondo e sincero perdono per gli altri, eh, categorizzare le persone, stare con quelli che non hanno avuto nulla con noi e mantenere invece una mancanza di perdono. Dio invece desidera che nel cuore ci sia il perdono. Noi possiamo portare avanti tutti i nostri programmi, ma non potranno mai essere approvati se non c'è perdone. Noi possiamo fare tante cose e possiamo farle anche senza preghiera, ma tutto parte dalla preghiera. E dobbiamo confessare che il ritmo così frenetico della vita che tutto sommato però ci siamo costruiti noi è un ritmo che purtroppo molto spesso lascia indietro la preghiera personale. C'è la preghiera comunitaria, c'è la preghiera di quelli che intercedono per noi, ma che senso ha a questo punto portare avanti tante cose lasciando indietro le cose che Dio approva? Dio ci ha salvati. Gesù è venuto ed è morto sulla croce perché ogni uomo potesse essere riconciliato a Dio Padre e perché potessimo tornare ad avere una comunione che era interrotta in modo irreparabile e che noi non potevamo in nessun modo ripristinare. Ora, l'opera del Signore, portare avanti programmi, riunioni, organizzazioni, quando poi manca la preghiera personale, quando il Signore che ha desiderato così tanto averci nell'intimità con Lui, riavere i Suoi figli, riaverli nella casa del Padre, poi quei Suoi figli, avendone la libertà, lasciano indietro la preghiera personale. Possiamo continuare a portare avanti i nostri programmi facendo degli sconti alla coerenza cristiana. E allora non hanno senso i trattati che diamo alle persone, dove ci sono dei versetti biblici che spingano le persone ad avvicinarsi a Dio, quando la nostra vita poi nelle situazioni individuali, il modo in cui ci comportiamo in famiglia, le disonestà che abbiamo sul posto di lavoro, tutte queste cose vengono meno. Dio approva una vita coerente e noi possiamo davvero annunciare col megafono le, le cose del Signore, ma lasciando indietro una coerenza cristiana, io credo che il richiamo del Signore a vedere in che tempo ci troviamo diventi ancora più forte. Noi possiamo continuare ad andare avanti, continuare a fare, dimenticandoci la santificazione, pensando che tutto sommato il Signore gradisca i nostri canti, gradisca, facciamo delle cose superficiali, senza però ricordarci che è la santificazione che ci permetterà di vedere il Signore. Tra i capisaldi del movimento pentecostale, sto parlando dell'inizio del Novecento, i fratelli dicevano che era necessario assolutamente ribadire l'importanza di una nuova nascita, di una salvezza che produca una nuova nascita, la rigenerazione. Era necessario ricercare la pienezza dello Spirito Santo. E ancora dicevano i fratelli all'inizio del Novecento, nel movimento pentecostale, un tratto fondamentale
della Chiesa pentecostale deve essere la ricerca della santificazione. E quindi se lasciamo indietro la santificazione, se non ci preoccupiamo di crocifiggere il vecchio uomo, se i peccati che così facilmente vengono ad abitare nella nostra esistenza, il peccato che così facilmente ci avvolge, dice lo scrittore agli Ebrei, rimangono nella nostra vita. Noi sappiamo che ci sono delle cose che dispiacciono al Signore e le teniamo lì, senza curarci di combattere tutti i giorni perché possiamo essere approvati dal Signore, anche nelle piccole cose. Beh, tutte queste cose, se noi le lasciamo indietro, dobbiamo renderci conto che forse questo tempo è un tempo eh, prodotto dal Signore, voluto dal Signore per farci riflettere. Non è il tempo del fare, non lo è, dicevo, perché non possiamo portare avanti i nostri programmi lasciando indietro cose importanti per il Signore, e non lo è perché noi non possiamo proseguire mettendo sempre da qualche parte la parolina io nelle cose che facciamo, dimenticandoci, come dice il profeta, che ogni nostra opera la compie Dio per noi. E quando siamo travolti dalla filosofia del fare, dobbiamo essere onesti, tante volte c'è l'io dentro. Noi facciamo questo, noi abbiamo trovato la via del Signore, noi stiamo ubbidendo al Signore. Fin quando c'è il noi, fin quando c'è l'io, beh, fratelli e amici, noi possiamo pure andare avanti, ma probabilmente stiamo perdendo di vista che il Signore compie ogni cosa per noi e che fino a quando non sostituiamo la parola io con la parola Dio, non saremo mai approvati dal Signore. Ogni nostra opera tu la compi per noi. E quindi quando c'è troppo del nostro, quando stiamo lasciando le cose che importano di più al Signore, beh, allora noi dobbiamo considerare che forse è il tempo di fermarci. E quando non si riconosce questo tempo, Dio impone un tempo di raccoglimento. Più volte mi è capitato, tra i tanti impegni che ci sono, a pensare a un modo per interrompere tutto. E vi devo confessare che non è così semplice, non è semplice interrompere le attività ufficiali, non è semplice interrompere un'attività lavorativa per prendersi del tempo per il Signore, non è semplice interrompere gli impegni che sono prioritari in qualche modo. Beh, non è semplice per noi, ma quando il Signore vuole imporre al suo popolo un momento di raccoglimento, beh, il Signore può fare ogni cosa. E io credo che in questi giorni così particolari, questa sia la lezione personale che il popolo di Dio e anche quelli che non conoscono il Signore, ma in qualche modo sanno di doversi accostare al Signore o stanno facendo resistenza, non si vogliono arrendere al richiamo del Signore, di dare la loro vita accettando il sacrificio di Cristo. Io penso che in un tempo come questo noi credenti dobbiamo fare questa ulteriore considerazione. Noi non abbiamo paura della morte, non abbiamo paura delle epidemie, la nostra vita è nelle mani del Signore. E quindi non è questo il problema di chi ha la fede, anzi può diventare una prova se c'è qualche persona che si professa credente ed è spaventata di toccare le persone, spaventata di uscire fuori di casa, beh, forse deve rivedere un po' la sua fede, perché il Signore ha tolto ogni paura dal nostro cuore. Noi siamo nel Signore, la nostra vita è nelle sue mani. Quindi noi dobbiamo fare questa ulteriore riflessione, dicevo. Dio eh, ci sta concedendo un tempo diverso, un tempo di raccoglimento ed è imposto. E noi scopriamo che Dio è veramente l'Onnipotente. Noi scopriamo che dove noi non riusciamo a fermare tutto per nostra incapacità, per mancanza di volontà, beh, quando Dio dice qui da questo momento tutto si ferma, beh, tutto si ferma. Questa mattina eravamo pronti, mi stavo vestendo,
avevamo provato in qualche modo a trovare una scappatoia nel decreto per poterci incontrare, ma non è stato possibile, era tutto pronto. Ieri ci eravamo preparati, abbiamo provato a comunicare nel modo migliore tutte le istruzioni per poter svolgere le nostre riunioni senza problemi, ma non c'è stato possibile. E io voglio leggerlo in questo modo. Quando Dio stabilisce un tempo, nessuno lo può fermare, nessuno può contestarlo. L'ordine di Dio è rispettato dal creato e quando Dio impone uno stop, tutto si ferma. Ora, tutto si ferma, ma non si ferma così senza un motivo. Come credenti noi vogliamo considerare questo tempo. Perché, Signore, ci stai fermando? Perché, Signore, ci stai imponendo di rimanere nelle nostre case? Perché, Signore, stai smontando tutte le nostre priorità? Dio sta imponendo un tempo di raccoglimento. È come se Dio, questo è il verso su cui stiamo meditando, come se Dio stesse convocando in una camera di isolamento, una camera di nascondimento. eh, Chiudi le tue porte, entra nelle tue camere, nasconditi per un istante. Dio sta convocando i suoi figli perché interrompano la routine travolgente che loro stessi hanno costruito e siano in qualche modo obbligati a rivedere le loro priorità e siano così spinti alla riflessione. Dio sta chiamando a raccolta il suo popolo perché mettendo a tacere ogni voce esterna, mettendo a tacere il frastuono del mondo che noi stessi ci siamo costruiti, mettendo un freno alle attività forsennate che ci distraggono così tanto. Dio chiama a raccolta il suo popolo perché quel popolo fermo, forse anche un po' spaesato, qualcuno forse in questi giorni dice non so cosa fare, non mi è mai successo, sono uno attivo, forse anche iperattivo. Beh, Dio sta raccogliendo il suo popolo perché possiamo essere un po' più attenti a quello che Lui ci vuole dire. E in tutto questo noi dobbiamo riconoscere che c'è del bene per noi. Ci fa bene fermarci un attimo, ci fa bene scoprire che ci sembrava impossibile interrompere le nostre attività, eppure ora siamo qui. Nessuno può fare quello che la scorsa settimana stava facendo. Allora era possibile. E forse nel nostro cuore c'era qualche legame che lo rendeva impossibile, ma Dio l'ha reso possibile perché noi potessimo avere un tempo di raccoglimento. Noi dobbiamo riconoscere il tempo particolare nel quale ci troviamo. Dobbiamo riconoscere il tempo in cui siamo. È il tempo di ascoltare il Signore in un modo nuovo. È tempo di ascoltare il Signore in un modo attento, pieno di timore, timore di Dio. Tanti parlano del risveglio, ma dobbiamo fare anche questa considerazione. Cari amici, cari fratelli, non c'è più il timore del Signore. Si parla delle cose del Signore mettendo al centro le persone, e mettendo al centro le necessità, le esigenze delle persone. Ma la Chiesa è qualcosa che ha a che fare con il regno di Dio, col salire verso il cielo, col toccare le cose meravigliose del Signore, la speranza della vita eterna, la salvezza, il perdono dei peccati, tutte queste cose hanno a che fare con Dio. Dobbiamo tornare a rimettere al centro Dio e dobbiamo tornare ad avere il timore del Signore, parlare delle cose del Signore con un rispetto maggiore, accostarci alle attività del Signore con maggiore timore, con maggiore riverenza. È il tempo di ascoltare il Signore con timore e troppo spesso noi ascoltiamo la parola del Signore, sappiamo anche qual è la volontà del Signore, ma la facciamo a modo nostro, senza ricordarci che è il Signore che ha parlato, è il Signore che ha consigliato, non un uomo, non un nostro pari. È tempo di tornare ad ascoltare il Signore con il timore di Dio. È tempo di accostarci alle cose del Signore con grande riverenza. È tempo di fare le cose del Signore come davvero sono, le cose più preziose che noi possiamo toccare con le nostre mani. È il tempo di valutare
che cosa abbiamo per le mani, se i nostri sforzi stanno producendo del frutto che onori il Signore, oppure stiano producendo l'indignazione di Dio. Il profeta diceva: noi abbiamo concepito con dolore, con grande impegno, abbiamo partorito e quando tutto è finito abbiamo scoperto che era vento, non abbiamo portato nessuna salvezza al paese. Stiamo pregando in questi giorni per la nostra nazione e tutti hanno la loro ricetta. In questi mesi, in questi anni, tutti gli ambiti evangelici della Chiesa, tutti avevano la loro ricetta per come arrivare alle persone. Beh, forse è il tempo di valutare che cosa abbiamo per le mani. Abbiamo fatto tanto, ma invece di vedere frutti che onorino il Signore, che attirino le persone non soltanto a parlare di Dio, perché non è questo quello che vuole il Signore, ma che attirino le persone a Dio per avere la loro salvezza, a chiedere perdono dei loro peccati, a vedere la loro condizione come una condizione senza speranza se non trovano la speranza in Cristo Gesù, se non danno il cuore al Signore per il perdono dei loro peccati. Beh, noi dobbiamo fare queste considerazioni. È tempo di valutare che cosa abbiamo per le mani. Tutto quello che abbiamo fatto ha prodotto frutti che onorano il Signore, ha prodotto pentimento, ravvedimento nelle persone, perché queste si possano accostare al Signore, o semplicemente ha accomodato la vita delle persone, procurando però l'indignazione di Dio. È tempo di valutare cosa abbiamo per le mani. È il tempo questo non di fare, ma di raccoglierci e considerare che la nostra anima ha primariamente bisogno di essere nascosta in Dio. Solo così, confidando in Lui, la sua pace sarà conservata nel nostro cuore, anche in tempi di giudizio. È tempo di riconoscere dove siamo arrivati. Il Signore ci sta imponendo un fermo, che è spiritualmente parlando, entrare nelle camere, chiudere le porte dietro di noi, nasconderci per un istante. Questo non è sicuramente scoraggiante per noi, perché questa figura ci ricorda l'esodo dall'Egitto, quando gli israeliti erano chiusi nelle case e quel segno di sangue sull'architrave della porta veniva visto dall'angelo distruttore. Beh, quell'angelo passava oltre e l'indignazione di Dio non toccava quelle case. Mentre il Signore ci sta chiamando a raccolta, a fare delle considerazioni sul tempo particolare in cui siamo, noi continuiamo a avere la pace nel Signore, perché sappiamo che a colui che è fermo nei suoi sentimenti, Dio conserva la pace perché confida in Lui. Cari amici e cari fratelli, è tempo di cercare il Signore, è tempo di riconoscere il momento particolare che stiamo vivendo, è tempo sicuramente di pregare per la nostra nazione, pregare per quelli che non hanno la speranza della vita eterna, è tempo di pregare per la nostra condizione spirituale. Il Signore ci sta concedendo un tempo nuovo, un tempo diverso, senza precedenti, e noi non vogliamo che questo tempo passi senza che ci rendiamo conto dell'insegnamento che il Signore vuole portare in tutta questo sconvolgimento dei nostri equilibri. Dio sicuramente ha un messaggio che noi vogliamo cogliere. È tempo di considerare che cosa stiamo facendo per Lui. È tempo di considerare se il nostro cammino di santificazione sta andando avanti o se stiamo semplicemente riempiendo la nostra vita di cose. È tempo di cercare il Signore e il Signore sicuramente conserverà la sua pace nei nostri cuori. Io ho concluso la meditazione, ora non so cosa faremo nelle prossime riunioni, nei prossimi giorni, sicuramente manderemo delle comunicazioni. Se non dovesse essere possibile ci attrezzeremo anche in questo modo, ricordando però a tutti che non è questo il modo di fare Chiesa. Il popolo di Dio, insegna la parola del Signore, si riunisce insieme per considerare
l'opera che il Signore ha fatto in ognuno di noi, vedere i nostri fratelli, amarli, stringerli, abbracciarli nell'amore fraterno. Ma siamo in tempi di emergenza e quindi questo è un mezzo di emergenza. Voglia il Signore aiutarci, consolarci e renderci una buona testimonianza perché possiamo spandere il profumo di Cristo in quanti non lo conoscono. Dio ci benedica.